squadre stanno scendendo in campo con l'Udinese che sfoggia la seconda maglia, tra virgolette, di queste amichevoli precampionato. Come al solito campeggia sulle spalle il simbolo del Friuli, l'aquila che è sulle spalle dei giocatori. Ho subito notato che Zapata e Terò si sono invertiti i numeri rispetto alla partita contro il Panathinaikos, maglietta quindi bianconera per l'Udinese. Il Maz ci sono Gumush, Ostekin e proprio Lukas Podolski. Poi adesso l'esperienza invece con il Galatasaray, con cui ha già vinto un campionato di Turchia. Ali Adnan dietro da Bruno Fernandes che pensa anche al tiro, la ingloba lì con tranquillità Eray Iskan, il portiere assolutamente non ha avuto nessun problema a bloccare la conclusione di Bruno Fernandes. Mats Altintop cerca di eludere la guardia di Badu, c'è ancora Badu su di lui. Altintop può sparare con il destro, Karnezis la respinge, Ostekin sbaglia praticamente un gol fatto. Incredibile l'errore del Galatasaray vicinissimo alla rete del vantaggio. Davanti Bruno Fernandes, Terò, gran palla di ritorno per Bruno Fernandes all'interno dell'area di rigore. Bruno Fernandes si fa murare da Eray, che grandissima occasione per l'Udinese. Non diciamo ruoli originari, però torna nel centro-destra della difesa dopo essere stato a sinistra contro il Panathinaikos. Duvan Zapata si allaccia con Günther, la palla all'indietro per Terò, sponda Badu, la palla fuori, buonissima l'azione però dell'Udinese. Balta prova a scucchiaiare con il sinistro nella zona di Podolski, che da lì può anche incrociare, è un cross. Burak Yilmaz, gli viene tolto il pallone all'ultimo, poi Karnezis con un miracolo ancora su Ostekin, palla deviata, era difficilissimo respingerla per il portiere greco. 7, qui era stato bravo, anche fortunato a trovare la deviazione, ma si è trovato di fronte Karnezis. Inan, ancora Karnezis, non era facile nemmeno questa, con la palla che si è spostata all'ultimo, ci ha messo i pugni Karnezis. Capitano lascia per Bruno Fernandes, Badu allarga molto bene nella zona di Edenilson, che bella azione per i bianconeri. Edenilson, Zapata la tiene lì, in qualche modo Bruno Fernandes, ci sarà corner di mercato che imperversa, perché forse anche un po' troppo lo distraggono. E l'arbitro, attenzione, va a richiamare le squadre ancora una volta per colpa di questo manipolo di scellerati della curva del Galatasaray. Tra l'altro la regia sceglie chiaramente uno stretto evitabile col direttore generale Franco Collavino che cammina nel sottopasso. Colantuono che parla con l'arbitro. Colantuono vuole giocare, credo, proprio a tutti i costi. La partita è finita, però rimango a capire che c'è un Colantuono assolutamente voglioso di continuare. Quindi a questo punto, cercando anche di capire come comportarmi con la regia, direi di comunque seguire queste immagini per capire cosa succederà. Abbiamo il messaggio di Francesco Pezzella che parla di una partita finita. La rabbia è tanta perché al 45esimo si deve tornare negli spogliatoi, loro continuano a bearsi della loro idiozia ed è veramente bella questa scena del tifo del Galatasaray che se la prende con il tifo della curva. Vi comunque consigliamo di tenervi come al solito in costante aggiornamento con tutte le notizie del mondo bianconero per quanto riguarda la partita e non solo. Queste le ultime scene di una partita che era davvero molto bella ed è stata interrotta dall'idiozia di questo gruppo di tifosi del Galatasaray che non aveva di meglio da fare in questo sabato pomeriggio che venire a tirare petardi nello stadio di Klagenfurt. Galatasaray, tra l'altro la regia sceglie chiaramente uno stretto evitabile col direttore generale Franco Collavino che cammina nel sottopasso. Colantuono che parla con l'arbitro. Colantuono vuole giocare, credo, proprio a tutti i costi. La partita è finita, però rimango a capire che c'è un Colantuono assolutamente voglioso di continuare. Quindi a questo punto, cercando anche di capire come comportarmi con la regia, direi di comunque seguire queste immagini per capire cosa succederà. Abbiamo il messaggio di Francesco Pezzella che parla di una partita finita. La rabbia è tanta perché al 45esimo si deve tornare negli spogliatoi, loro continuano a bearsi della loro Karnezis. Inan, ancora Karnezis, non era facile nemmeno questa, con la palla che si è spostata all'ultimo, ci ha messo i pugni Karnezis. Capitano lascia per Bruno Fernandes, Badu allarga molto bene nella zona di Edenilson, che bella azione per i bianconeri. Edenilson, Zapata la tiene lì, in qualche modo Bruno Fernandes, ci sarà corner di mercato che imperversa, perché forse anche un po' troppo lo distraggono. E l'arbitro, attenzione, va a richiamare le squadre ancora una volta per colpa di questo manipolo di scellerati della curva del... Le squadre stanno scendendo in campo con l'Udinese che sfoggia
la seconda maglia, tra virgolette, di queste amichevoli precampionato. Come al solito campeggia sulle spalle il simbolo del Friuli, l'aquila che è sulle spalle dei giocatori. Ho subito notato che Zapata e Terò si sono invertiti i numeri rispetto alla partita contro il Panathinaikos, maglietta quindi bianconera per l'Udinese. Il Maz ci sono Gumus, Ostekin e proprio Lukas Podolski. Poi adesso l'esperienza invece con il Galatasaray, con cui ha già vinto un campionato di Turchia. Ali Adnan dietro da Bruno Fernandes, che pensa anche al tiro, la ingloba lì con tranquillità Eray Iskan. Il portiere assolutamente non ha avuto nessun problema a bloccare la conclusione di Bruno Fernandes. Maz Altintop cerca di eludere la guardia di Badu. C'è ancora Badu su di lui, Altintop può sparare con il destro, Karnezis la respinge, Ostekin sbaglia praticamente un gol fatto. Incredibile l'errore del Galatasaray, vicinissimo alla rete del vantaggio. Davanti Bruno Fernandes, Terò, gran palla di ritorno per Bruno Fernandes all'interno dell'area di rigore. Bruno Fernandes si fa murare da Eray, che grandissima occasione per l'Udinese. Non diciamo ruoli originari, però torna nel centro-destra della difesa dopo essere stato a sinistra contro il Panathinaikos. Duvan Zapata si allaccia con Günther, la palla all'indietro per Terò, sponda Badu, la palla fuori, buonissima l'azione però dell'Udinese. Balta prova a scucchiaiare con il sinistro nella zona di Podolski, che da lì può anche incrociare, è un cross. Burak Yilmaz, gli viene tolto il pallone all'ultimo, poi Karnezis con un miracolo ancora su Ostekin, palla deviata, era difficilissimo respingerla per il portiere greco. 7, qui era stato bravo, anche fortunato a trovare la deviazione, ma si è trovato di fronte